fine ha fatto la Tiziana? Noi ce lo siamo chiesto in tanti, coi suoi 3000 spasimanti, e mai nessuno con sé. Innamorata di quel tale, per 2 carezze quanto male, scherzava troppo con la vita, tutti sapevano il perché. Un giorno bionda, un giorno rossa, un giorno mora, con la sua faccia che sapeva di collegio. C'è stato un tempo e me lo ricordo ancora, quante pazzie in nome della libertà. Poi si era messa con un gruppo di ragazzi e andava in giro coi cartelli a contestare, ma in fondo lei voleva solo amare, amare quello che le ha sempre detto no. Che fine ha fatto la Tiziana, con il suo gatto spelacchiato? Oh, la Tiziana, che peccato, ma è proprio vero che è così. Un trafiletto sul giornale, sull'edizione della sera, parlava di una storia vera, pare che facciano anche un film. Se lo sapesse la Tiziana, direbbe: guarda quell'attrice, non ha una faccia che mi piace, non mi assomiglia neanche un po'. La cosa vera in questa storia, chi avrà uno sfondo di peccato, sarà il suo gatto spelacchiato a miagolare la verità. Sarà il suo gatto spelacchiato a miagolare la verità, ma non si capirà